i cervelloni, gli intelligentoni, quelli che guidano l'umanità. Dovrebbero fare un bagno, un lungo bagno d'umiltà nei confronti dei loro antenati, che senza possedere mezzi hanno edificato opere colossali, ancora lì, a testimoniare le vestigia di popolazioni divorate dalla modernità. C'era un piccone per rompere le pietre e un asino per trasportarle. C'erano tanti schiavi che sotto la sferza lavoravano. C'era tanta intelligenza, tanta creatività, ma gli antenati non hanno mai imbrigliato il fiume, strozzato il mare, violentato la montagna, perché sapevano chi più che Duciumi è Duciumi e chi più che Dumani è Dumani, e sapevano che la montagna si difende in un solo modo. Frana. Voi intelligentoni, voi cervelloni, voi uomini dell'era digitale, voi uomini di cibernetica, voi che andate e venite dalla luna come se fosse dietro l'angolo, voi che cercate l'acqua su Marte, voi cosa lascerete ai posteri dopo che avrete distrutto ogni cosa? Dove potranno fuggire per vivere? Su Marte o sulla Luna? Su Marte o sulla Luna? Su Marte o sulla Luna? Don Peppino, Don Peppano, che facete a studiare? Non mangiate, non bevete, e più rosso vi facete. Donna Gina, che facete stamattina? Faccia a te di mangiare, tuo marito e può compare. Se tornasse mio nonno mescheretto, vedendo un mondo come riduciuto, di certo mi diria, ne potrebbe gli uomini e le donne torna via per tutto. Sto mondo nostro fatto di minchiare, di gente che ne conta solo ordura, di auti fusti e femmine spogliate, Iddu non lo registrano ancora. Ma come si finì ne potevi un tasta monnezza, senza piacere, di scudare lo mondo schizza parlare contento allo morire. Questo diceva mio nonno, e non sbagliasse, perché la gente che aveva combattuto per fare Incher all'Aucinasse, lo sa che la guerra l'ha perduta. E noi uomini nuovi che pensiamo che il mondo scorre su te non scedere, non l'avevo capito e non segniamo che la vita mai niente ne concede. Non c'è ricchezza senza mai rubare. E da sto mondo non guadagni niente se a dare in cancio non ti voglio dare chi ti domanda la voce a gente. Avevamo la terra fatta dei minchioni e di quelli che cantano imbroglionarsi, giocatori di parti e di pagioni che chiappano per le alte come pazzi. Una femmina che mostra le vergogne non è di più bottana, ma artista. E ce ne sono assai brutte carogne in un mondo, ognuno una rivista. Non ne levano piacere di campare, mi dicono spennete, non sabbare. Ma quando poi non manco di denaro, ne suamo se non so ammucciare. E allora a barzelletta da cicale e da fume pulente di sabbava non sembra niente, anzi è cosa male. Mentre prima la vita ti insegnava. Più passo tempo e più capisci che stiamo andando incontro alla rovina. Uccideva l'uomo si fa liscio crescendo con la testa in casertina. E allora ci vorreste cane nonno, me nonno, a gente di una volta, per tirare fuori questo sonno e fermare sta tinta e nera rota. Sciù, quante femmine cacci su, sciù, quante femmine cacci su. E per favore. Per favore. Oh, gente disumana. E che ci va a dare? Un uomo sono. E cosa avete visto? Un extraterrestre? Oppure mi avete visto con tutta la roba di fuori? Ah, roba, sì, quella di cui tutti noi maschiacci andiamo fieri, soprattutto noi auci mascoli siciliani,
e ci vantiamo in materia di sesso di essere imparentati con gli africani. La nostra malattia è malattia, morbo, fissazione, malattia fisica e mentale. Mi ricordo quando eravamo ragazzi, la sera in giro per le vie del paese, perché tanto la sera se ne usciva, non si stava lì a cellulare a scegare. Una pisce in compagnia e là su e spia. Scendevamo in terrina, ci mettevamo uno accanto all'altro in riga e si faceva la gara, acqua mannava più lontano. Ce n'erano alcuni che sembravano veri e propri idranti sfollacenti, ma ce n'erano le auge che s'ammucciavano, si mettevano in disparte e poi abbiamo scoperto il perché. Oh, lo dico in confidenza, avevano problemi di dimensione. Auge che africani, ci assomigliavano ai bronzi di Riace, dopo che stessero 6.000 anni e dall'acqua. Quelli sì che erano bei tempi di spensieratezza. Erano carusi e non avevamo niente a che fare. Eppure se l'avevamo a cucineria di mangiare le carni. Ma, signori miei, o campa che non vanno canciari e di cose di rara bellezza. Le cose dolci diventano amari e chi di amare con tanta dolcezza. E s'hanno visto palazzi basciari e case basce di corpo isari. Saggezza popolare, saggezza antica. Ma perché me la date con questi facci scialonati? Pare che avete attraversato il deserto del Sahara oppure i ghiacciai del Polo Nord. Che vi siete scandalizzati? No, ma queste sono cose di tempi. Oggi i ragazzi a certe cose non ci fanno più caso. Sapete che mi disse mia nipote? Zio, io non capisco che piacere si possa provare a fare la pipì sulla spiaggia. Caro nipote, piacere d'altri tempi. Quando gli uomini non la facevano seduti e dopo non si studiavano con la carta igienica. E poi allora si poteva fare. Oggi se ti vedono zaccheri ti mettono i manetti immediatamente. La nostra malattia è malattia, morbo, fissazione, malattia mentale e fisica. Il maschio siciliano. Il maschio siciliano, trovatevi in una città del nord e vi accorgete di chi sono i maschi siciliani. Se ne conoscono subito. Intanto perché camminano leggio come se passeasse. E poi perché sono gli unici che ci guardano pure le femmine. I volentoni non ne parlate proprio, attirano ritte avanti i parocchi come se tutto non fosse soi. La nostra è malattia, morbo, fissazione, malattia fisica e mentale. E per noi lupi di mare la cosa è ancora più grave. Noi che stavamo settimane intere fuori di casa e i film li vediamo solo in qualche rivista pornografica, monta qualche film. Avanti, i sassamano che non ne guardavo mai. Non ne sapevamo nulla. La nostra è malattia, morbo, fissazione, malattia mentale e fisica. Oh, ma perché non andate in sta maniera? Ma che, non avete visto mai un uomo di mare? Eccomi qua, mi presento. Liborio, uomo di mare, lupo di mare in carne ed ossa. Se mi volete fare una fotografia, approfittatene pure che poi vi scrivo a dire che basabate in tavolonnetta. Perché la gente come me ormai sta andando scomparendo, assolutamente divorata da una grave forma di speculazione e di globalizzazione che si sta inghiottendo tutte le culture. Una volta un dialetto era la lingua ufficiale delle popolazioni. Oggi sarà a studiare in scuola, perché se no i vostri figli dove non imparano? E se non conosci il tuo dialetto, la tua storia, le tue tradizioni, o ne vuoi andare con sciccarelli? Meglio che ti stai a casa in città con un caffè. Io però mi sono salvato. Mi sono salvato. E per fortuna. Vedete, quando io ero a Caruso c'era la fissazione che i piccinetti non avevano a parlare in dialetto. E allora la mattina, appena mi alzavo,
Mi immagino come vedeva che mi scia da stanzeletto, mi diceva vieni qua per fuori, vieni. Oggi se non parli in italiano non ti rispondo. E poi cominciamo. Te l'hai mangiato il latte con gli biscotti? Non ti sugliare, prendi quella boatta sul frigidaire che devo preparare il corallozzo col rodetto dei peschi. Io non ci rispondi. Intanto perché io un rangiuzzo col rodetto di pesce mi faceva schifo. Poi perché non mi piaceva parlare in italiano. Ma poi che parlare era? Povera donna voleva darmi un'educazione diversa. Mi ricordo certi giorni quando mio padre tornava dalla pesca, appena ci sia Indra si avvicinava e ci faceva: Ciccio, vedi che oggi tuo figlio ha fatto il tosto, miscagli 4 timpolate nelle mostre. Mi face meschino, che io a fare, con la sua buonanità, con la sua serenità, con la sua pazienza, ci diceva: senti Agata, invece di parlare italiasco, perché non mi versi una schizza di vino che sto morendo di sete? Ah, signori miei, come passa il tempo, come si trasforma il mondo, come cambia la società. Una volta erano picca i cristiani che avevano un cesso Incia. Oggi ne avete uno per ogni camera. Prima si progettano e si costruiscono i cessi e poi le altre stanze della casa. Una volta era una chimera. I poveri disgraziati avevano un renale dell'anno oppure un cancro. La notte, quando venivano delle necessità, le facevano, poi pigliavano e conservavano l'oggetto in tavolonnetta, curandosi bene di chiudere lo sportello perché dentro ciao non si andava a prendere manco una schizza. Poi la mattina, quando aprivano di nuovo il comodino, partiva a pressione, perché si formavano dei veri e propri gas di scarico dentro, no? Inquinanti naturalmente. Poi pigliavano un renato, cancro, chi su che era, e andavano a sbarattarla di bovare. E mentre si trovavano là, possibilmente se ci veniva qualche bisognino, si giocavano e lo facevano. Poi è carino questo io. Solo qualche ricco abitante nei palazzi, e anche lì non è che si trattasse di stanze da bagno, ma dei veri e propri cessi. I poveri disgraziati vivevano in una stanza, onde mangiavano, dormivano, facevano i bisogni e facevano figli in quantità industriali. C'erano famiglie con 6, 7, 10 figli, tanto che problema c'era? Ci davano un pezzo di pane, a piedi fuori, l'orto stralzato, lo pensavo, comunque che ci scolavano fino a muso. E la vita scorreva, lenta, sempre più lenta. Soldi non ne avevano. E nelle baracche dei pescatori a malapena c'era un letto a buffetta e una cucina a legna, di quelle costruite in muratura, ma proprio muratura, cauci e pesci, pesci e cauci, cauci e pesci, pesci e cauci. Ogni tanto così, in maniera occasionale, si punciava qualche mattone pieno. Niente a che vedere con le belle cucine in muratura che oggi si costruiscono nelle vostre case per bellezza. La mattina, appena si alzavano, addumavano fuoco e dopo pomeriggio con 4 tezzonetti di carbone rumavano braciere. Chiamavano braciere, una bagnalola dell'Anna, remiscidiata con una cucchiara vecchia. Tanti casi facevano un fritto, canotte battevano i denti. E allora l'unico modo di riscaldarsi, mia cara, era di fare figli. Ma tempi andati, qualcuno li rimpiange, ma sapete che vi dico? Che quelli che li rimpiangono sono i signori che li stavano in dei palazzi. I poveri disgraziati sono contenti che oggi ci sia un po' di benessere e di pulizia per tutti. La civiltà contadina e quella marinara sono andate perdendosi negli anni.
per responsabilità di una politica corsara, che ha prevaricato i diritti di chi lavorava sotto il sole e sotto la pioggia, affrontando ogni genere di difficoltà, partendo all'alba e tornando al tramonto. La politica ladra e mangereccia ha studiato ogni mezzo per spingere avanti interessi che non avevano nulla a che fare con le classi più deboli della società. Il ricco è sempre più ricco e il povero è sempre più povero. Così la nostra forza d'un tempo ha ceduto il passo al disegno di costruzione di un mondo di cartapesta, finto, poggiante non si sa su quale fondamento. Ma quel mondo di cartapesta serviva a politici di cartapesta, che hanno affossato la nostra terra per arricchire le loro tasche e quelle dei loro amici, creando reti fittissime di clientelismo, che ci ha lucrato e ci lucra ancora sulla precarietà e sulla mancanza di lavoro. E così eravate contadini, commercianti e pescatori. Ora siete pensionati e disoccupati. E tutti ballate la controdanza dei morti di fame. A ballate, femmine scritte maledate, essere non ballate, buono, non ve cante, non ve sono. A ballate, femmine scritte maledate, essere non ballate, buono, non ve cante, non ve sono. Sciù, quanti femmine cacci su, sciù, quanti femmine cacci su. Ma chi suona la musica sono sempre gli stessi musicanti. Ma io che non scia i lupi di mare. E le femmine soie. Già, tocca a te di San Giovanni. Ah, che meraviglia! Quando passavano tanti vaneggi di marina, abitate dalla gente di mare. Quella sì che era gente potente, gente vera, gente forte, che combatteva con e contro il mare. E certo, no, perché tanto un lungomare non c'era. E quando il mare incanava di scirocche e levanti, oppure di greche e levanti, attraversava i vaneggi, arrivava davanti a chiesa di San Giovanni, sbattia la facciata e ritornava a rete. E mentre tornava a rete, ieva invadendo le case dei pescatori. E mentre tornava a rete, si portava quello tutto quello che trovava sulla sua strada. Oggi invece, è come se ci fosse una ranna in gebbia, o ne arriva acqua di tutti i bagni, ma un bevoratore è solo ore. Avremmo potuto salvare almeno i nostri sogni, ma li abbiamo distrutti con la stupidità di chi sconvolge ogni forma di equilibrio. E così le fiabe hanno fatto posto alle barzellette, a Coca-Cola pigliavo posto da Cazzusa Cavallina, gli hot dog hanno preso il posto del pane e salsiccia, le discoteche pigliarono posto di sale da ballo. Ma lo scecco, non diventeranno mai cavallo! E non diventeranno mai cavallo! I nostri sogni sono andati a finire in una grande, immensa latrina, ad arricchire le acque del nostro mare, dove confluiscono le nostre fognature, depurate da depuratori che non funzionano e fanno in modo che durante l'estate, quotidianamente, una striscia di scarti umani galleggi su quello che fu il mare nostro. Ah, che bellezza! Ah, che ciao! Che acqua limpida, si può pure bere! Che cosa meravigliosa! E mentre nei vostri paesi l'aria respirabile s'ammisca con freddo da monnizia che trasborda dai cassonetti sistemati qua e là lungo le strade e lungo mari, andate in giro a dire com'era bella la mia valle. E ancora insistite, me pace è puccigliata di pane, ma io moro di fame. Sai che ti dico? Meno male che ogni tanto mare chiama e fa pulizia di lui stesso. La notte di Capodanno, tra il 1972 e il 1973, dopo una giornata di acqua e vento, il mare cominciò a salire e le ondate sbattevano sui lampioni, tanto erano alte. Il lungomare non esisteva ancora. La mattina si contarono i danni. E furono assai. Assai quei danni.
Don Liborio, durante la nottata, si è alzato per andare a fare un bisogno e scendendo dal letto ficcò i piedi nell'acqua. Andò a svegliare la moglie. Nina, Nina, sicuramente a sera da vista scordare l'acqua aperta. C'è tutta casa allagata. Ma che acqua vera? Ma che acqua aperta! Era il mare. Sì, il mare, che era entrato a casa a Don Liborio e a tutti gli altri pescatori, facendo galleggiare i loro letti. Credete che il mare sia fiume? Il mare è un'altra cosa. Non ti dà modo di salvarti. E che minchia scappa a fare, quando si incazza e diventa un gigante impazzito. E quando un gigante si incazza, tannia, a mare non ci sono policadenti, non si possono salvare manca certi, l'acqua ti entra da tutte le parti, ti bagna, ti fa cascare pure calato, hai voglia a fuori, hai voglia a scappare. Senza fortuna non ti puoi salvare. E io invece mi sono salvato. Io una scia mi vede dall'acqua. Il mare, il migliore amico che ho avuto nella mia vita. Ma è un gran figlio del zoccolo. Non disse puttana. Com'è possibile? Com'è possibile che non apre i denti? De che pare che non si muove? A che si sunge di corpo? Ti spacca le ossa e ti rompe il deletano. Che ti rompe? Oh, culo, la voglio dire pulita. E come sembra bello, calmo, in certe giornate di sole, pacifico, pare un bimbo buono. Alla faccia del bimbo buono. Si incazza come una bestia e fa sballare bestiali e cose, barche, in balia del mare, nave, ammenze cavalloni, gente che s'annia, acqua e sale, povero lui, povero lui. Marinai, voi che correte per il mare, naviganti, gente di mare, state attenti alla gente di Ciumara. Gente che campa in campagna, una da mattina difficilmente una cosa si muove, fa verso sano, è ferma, monotona, immobile. I verdiani sono verdiani, non c'è niente di fare, e su della ferrovia non c'hanno a scendere, così come i sciabbapoti non la devono superare in altezza. È legge, due mondi separati, che si incontrano solo quando i villani scendono al mercato per portare gli ortaggi e i sciabbapoti, con le casse piene di pesci, salgono per barattare sarde e alici con fichi secchi e no. Che bella Sadduzza, acciurina. Il sole spunta o non spunta, il vento c'è o non c'è, gli animali piangono o ridono, ma ogni cosa al posto giusto, senza troppi movimenti, in campagna. Povera gente di Fiumara, ogni tanto il fiume si ingrossa. Come si ingrossa il mare, sì. Ogni tanto il fiume fa qualche sondazione, rompe gli argini, entra nelle case. No, veramente non è il fiume che entra nelle case, ma siamo noi. Ecco. Siete voi che costruite le case nel letto del fiume. E allora la gente di Fiumara, che spesso non sa nuotare, fa preghiere, implorazioni per salvarsi la vita. Ma che implorazione col briglio! Ma perché non implora nel mare? O mare è un'altra cosa, o mare non scherza. E quando ci sono i temporali che Dio la manda come una condanna, Santa Barbara a monte stava, di lampeggione non si scantava d'un solo Dio, Santa Barbara amore mio. E o mare comincia a chiamare. E allora devi correre per andare a tirare le barche, prima che o mare si tira comiglio, metti falange e tira. Metti falange e tira, e un caporeista che fa voce, tenate, a forza non la vede in to culo, forza, tirate, prima che mare si porta tutte cose comiglio, che mi la nuova temporale, è puro. Passavo verde, stavo a bestemmiare. E Pippi, non è forse chi tu che faciti voi tutti i lumi di mare? E tu che ne sai? Tu che ne sai? Hai mai visto il mare dal mare?
Ah no? Ah. Hai mai visto gente che chiaccia, cioè messe caga in corno? Quando arrivano i delfini, oppure vanno a canale, o quando attorno a barca c'è un pennello che ferria e tutti pensano che è un piscinale almeno di 4 o 6 mesi, o quando l'onna si ingrossa così chiauda che non si caga in corno e comincia a vomitare. E lì non c'è coraggio che tenga, o dei febri o vomiti. Il vomito è una cosa schifosa. Soprattutto quando chi ha vomitato aveva precedentemente mangiato pesce fritto e cipolla cruda. Minchione che fermo. Nonostante ti ciò a mezzo mare, nonostante ciuscia vento in barca e acqua di tutti i lati, l'odore nauseabondo del vomito ti invade le narici. Ma intanto che fai? Non li aiuti? I lasci soli, che fai? I bannoni, non 50 frutte, poveri pescatori! Quanto vai a passare? Io mi ricordo la storia di Sottorusso, un pescatore solitario che andava a mare, su barca, e solo all'estate, quando tornava, a seme, a sumare, l'uomo e il donna, morti, tutti e due. Corpo della natura, sangue di tutte le onde, via la corda ammasata in ta barca e impicciata in ta friggita. A un certo punto, di lontano, vede una cosa che si muove. Minchia, che rosso, stasera mangia con via! Sottorusso si prepara, chiappa la friggita e si mette pronto. Quando si avvicina a barca, tum, ci piega fuori un corpo, canto, cozzo. Un torno comincia a insanguinare, tum, comincia a scendere verso Fornale. Sottorusso contento e soddisfatto, ci compie 100 passi di caloma. Un torno continua a scendere, a barca si muove, va a maschiare. Sottorusso che sbaglia un zicco in pedo, una corte del masale. Si incolluria e casca al mare, facendosi portare d'autunno, Fornale. Dopo qualche giorno vennero a galla insieme l'uomo e il topo. Andarono a recuperare il corpo del pescatore per potergli dare degna sepoltura. Gli antichi credevano che chi non viene seppellito in maniera corretta non riuscirà ad entrare nel mondo dell'oltretomba. Vagherà per l'eternità davanti alle porte del lago in attesa di poterci entrare. Ma nessuno mai glielo permetterà. E Caronte si rifiuterà di portarlo sulla sua barca. Allora è giusto che un pescatore venga seppellito in terra o in mare. Se muore in mare di malattia o morte violenta, lo seppelliscono nel fondo. Se muore sulla terra, lo seppelliscono come gli altri. Ma se muore come Sottorusso? È giusto coprirlo di terra. Il fiume scorre. A volte lento, a volte in piena. Lento o in piena. E quando scorre in piena diventa pericoloso. Il fiume porta al mare tutta una serie di cose importanti che sono l'anima della montagna. Rami,
pietre, castagne, ghiande, olive. Laddove il fiume viene imbrigliato e non porta più sabbia a mare, la spiaggia si accorcia e l'acqua salata sale sempre più su. E rischiate davvero di annegare. Tra un po' le penisole diventeranno isole, perché l'acqua del mare salirà sempre più su, sempre più su. Povera terra nostra, somigliate ad una groviera piena di buchi. Ormai la gente, prima di uscire da casa, non solo si porta l'ombrello, ma controlla le previsioni del tempo, perché può darsi che quando piove venga giù un ponte o una montagna. Ormai la gente esce solo quando c'è il sole, perché ad ogni piccola pioggia si rischia la vita. E poi chi comanda si toglie ogni responsabilità, e per fare questo hanno inventato l'allerta meteo. Chiudono le scuole e ti mandano i messaggi telefonici dove ti chiedono di non uscire di casa. Invece di rimediare al dissesto, vogliono chiudere la gente tra 4 mura. Io lo conosco un torrente, che poi di torrente non ha nulla. Parte piccirillo e poi si fa rande. E scorre tutto l'anno. Un tempo ci furono dei cervelloni che pensavano di cementificare, di creare un argine al torrente. E nel suo letto si è fatto e si fa un di tutto. Il suo letto è stato ricostruito con cemento e così il torrente non ha più portato un granello di sabbia al mare. Uno dei paesini che si trova vicino alla sua foce ha visto scomparire la sua spiaggia. Ma un fiume sta vincendo la sua battaglia e a picca si sta divorando tutto il cemento che c'è nel suo letto e porta tanta di quella sabbia a mare che si creano delle vere e proprie colline e ci vogliono settimane intere prima che queste vengano smaltite. Io tutti i giorni vai un dai massetto sopra il riva fiume e ci grido: forza fiume, forza fiume! L'acqua si sugge a forma di cristiano, incrocia le braccia ed esulta come un calciatore quando segna il tanto sospirato gol. E l'abbiamo vinto sempre sti battaglie, perché chi dove due fiume è due fiumi e chi dove due mare è due mare. Ma un mare è tanto grande che un fiume c'è in casa dentro. E quanto fiume c'ha su un tuo mare? E un mare si sciolpia forte e grida ai! E certo, picchioro mare parla. Certo, mare parla, un fiume parla, la montagna parla, tutta la natura parla. E lo sai che dici? Lasciatemi stare, ma disgraziato che mi state macinando. Che sto dicendo? O mare parla, io l'ho sentito tante volte. La sua è una lingua strana che non tutti possono capire, ma solo i lupi di mare come la mia, che con ci hanno avuto a che fare da quando nasce. Un mare è amico e un mare è nemico. Certe volte può diventare arma di progresso, altre volte diventa arma di sfruttamento e malaffare. Scafisti li chiamano. Scafisti. Quelli che speculano e guadagnano sulle disgrazie di gente sfortunata, che lascia la propria casa per trovare una terra migliore. Ma questo spesso è un sogno. Posseggono le antenne paraboliche e si sintonizzano sui canali televisivi di tutto il mondo. Ma che succede? Nelle loro televisioni si vedono quegli uomini brutti, con quelle barbacce lunghe, quei turbanti che blaterano di continuo. Allah, video c'è quel tavolo qua. Quelle donne, coperte con quei manti dalla testa fino ai piedi, che scoraggiano la gente in qualche modo motivata a recarsi in quel mondo. Dalle TV dell'Occidente arrivano immagini di bella gente, persone eleganti, sorridenti, donne stupende, mezze nude, luci, frizzi, lazzi, cotilloni. Quei poveri disgraziati sono disposti a impegnarsi gli occhi pur di fuggire e venire qui. Potrebbero mai immaginare
che in Occidente la situazione è veramente esplosiva. Sono persone che nascono sfortunate e a nulla serve qualsiasi tentativo per migliorare la propria esistenza. Sono vinti dalla vita. Chi nasce al buio inutilmente si fa lanterna. Un ascio oscuro a matola che si fa lanterna. Sì, ma un ciume che porta? Oltre a rame e fedenzie che scendono da montagna. E quando l'uomo ci costruisce l'argine, lo imbriglia, cementifica il suo letto, un modia per non fare vedere di vergogna, che fa un ciume? Che fa? Si entra di fuori, ciume. Esonda, strarripa, ciume. Si è tante paesi, scassa mezzo mondo, ciume. Cervelloni, intelligentoni, architetti, ingegneri, geologi, gente che lavora a destra. Un tempo si costruivano argini per impedire che il torrente esondasse e finisse nei paesi. La costruzione di argini e bastioni serviva semplicemente come difesa. Ma sti bastioni, questi argini duravano solo passare. E invece se si cementificava il letto del torrente, si vendeva più ferro, si vendeva più cemento, si mettevano in circolazione più piccoli, travagliava più gente e si metteva in movimento l'economia. Forza, Caruso, va! Damone di verso, avanti, sprechiamo. Forza, pianiamo montagne e costruiamo case. Forza, damone di verso, sprechiamo, avanti, cementifichiamo, mettiamo una picca di cemento tutto giù, avanti, mettiamo cemento, avanti, mettiamoci mare. Forza, mettiamo un blocco in terrina, sprechiamone, Carose, sprechiamone, che quando si ferma la manicola, si ferma tutte cose. Tenate, menatizie, tenate, forza, non la vedi, in tuo culo la vedi. Non ce la facciamo più! Basta! Siamo veramente stanchi! Basta! Stufi! Basta! Stufi! Basta! Da tutta la vita sentiamo parlare di disgrazie, disastri, morti, alluvioni. Basta! Un mondo fatto di truffatori, assassini, che pensano solo a fare soldi. E lo chiamano progresso, la chiamano crescita, la chiamano ricchezza. Ma che se ne faranno dei soldi quando attorno a loro ci sarà un deserto? Non riusciranno nemmeno a spenderli. Potranno usarli come soffice carta igienica. Se no, li porteranno all'estero. Buonissimo. Altrimenti potranno allargarli su un grande tavolo e contemplarli con grande soddisfazione. Bene. Ma la ricchezza in un mondo di povertà non serve a niente. Non serve a niente. A niente. Una volta c'erano un re, Bafè, Biscotto e Manè. Sto re Bafè, Biscotto e Manè aveva una figlia, Bafiglia, Biscotto e Maniglia. Sta figlia, Bafiglia, Biscotto e Maniglia, con re Bafè, Biscotto e Manè, aveva Nacetro, Bafetto, Biscotto e Manetto. Un giorno la centro Bafetto, Biscotto e Manetto, la figlia Bafiglia, Biscotto e Maniglia, con re Bafetto, Biscotto e Manè, volao, bafao, Biscotto e Manà. Allora la figlia Bafiglia, Biscotto e Maniglia, con re Bafetto, Biscotto e Manè, che ancia Bafiglia, Biscotto e Maniglia? Lo re Bafè, Biscotto e Manè, vedendo la figlia Biscotto e Maniglia che ciancia Bafia, Biscotto e Maniglia, si dispiaceva Bafia, Biscotto e Maniglia. E allora fece un banno, Bafanno, Biscotto e Mananno. Usava la centro, Bafetto, Biscotto e Manè, di mia figlia Bafiglia, Biscotto e Maniglia avrà un premio, Bafetto, Biscotto e Manè. E qual è il premio? Avrà una sposa a mia figlia Bafiglia, Biscotto e Maniglia. E venne un vecchio, fignoso, bavoso, Biscotto e Maroso. Maestà,
vado a dare di sposa Bafusa, Biscotto e Manusa. Ma quando la figlia Biscotto e Maniglia vorrebbe avere Biscotto e Manè, visto lo vecchio Bauso, Bafuso, Biscotto e Manuso, cominciava a piangere, non c'è opera, Bafuta, Biscotto e Manota. Allora non re, si dispiaceva, Bafio, Biscotto e Manino, e ci disse, Vadini, vecchio, tignoso, Bauso, Biscotto e Manuso. Sciù, quanti figli ragazzi sono. Sciù, quanti figli ragazzi sono. Vi faccio fare i baci pulizzini, darante. Picciotte e picciutte di sciariati, darante, e quando meno voi ve li aspettate, darante. Sicilianella, come su cagnato più bella di Dio, non c'è. Sicilianella, come su cagnato più bella di Dio, non c'è. Sicilianella, come su cagnato più bella di Dio, non c'è. Sicilianella, come su cagnato più bella di Dio, non c'è. Sciù, quanti figli ragazzi sono. Sciù. Quante firme ragazzi sono. Gentili umani, io sono un reduce infelice di un mondo che si muoveva in altro modo, un mare amico e un mare nemico. Io la mattina tastate mi sorgia e mi andavo a questo detto. Ah, che spettacolo! Quando partivano tutti quegli equipaggi, Raustina e Barcarrello, e un motore che portava i pescatori a mare in fase di perlustrazione. Poi a un certo punto li vedevo da lontano e sentivo una voce che faceva arrancala! E un motore cominciava più veloce e cominciavano a chittare i rizzi e i campiavano e poi andavano scincenno e tutto quell'argento di mustardeggi zappellava a mezzo mare come scintilla a mezzo fuoco. Poi mettevano un te cascione, gli scendevano un tarrina e ciallumioni e mustardeggi si campavano i famigli ed era lì che la campagna e il mare, i villani e i sciabacotti diventavano tutt'uno. Sciù, quanti figli ragazzi sono. Quando c'era vento canale, dalla Calabria arrivava l'odore del bergamotto. E durante l'estate ci potevano essere 40 gradi all'ombra, o vento, un ciasino, dei vanetti, e rinfrescava cristiani e case. Oggi tutto è finito. I torrenti non portano più sabbia a mare. E se lo vuoi fare tu, non te lo fanno fare. Se si presenta un sindaco e dice ora manni ruspi, piglia terra e tutta l'acqua do mare, così no, non si può fare, non è ecologico, no. Quindi lo giovane non ne porta, l'uomo non ne può portare. E che stava a fare? E stava a fare? E che stava a fare? Beh, il rimedio c'è. Un bel progetto finanziato dalla Comunità Europea. Si chiamano belli progettisti, si fanno belli progetti, si mettono in circolazione belli soldi, cresce l'economia, si vedono tanti belli blocchi di cemento e si mettono a mare dove la spiaggia è più corta.
E umano sapete che fa? Ferria e spinge l'altro lato, una spiaggia è più lunga e leggiù comincia a spingere, piano, si mangia a spiaggia e leggiù si mangia pure i blocchi di cemento, lasciando una piccola scia a pelo d'acqua, onde l'estate i picciottini si fanno i tuffi. E un giorno sapete che dove fa? Dopo che ha ripreso a scorrere, spaccato tutto il cemento, ha liberato il suo letto, comincia a portare terra a mare, e si creano delle grandi, immense penisole, e ci vogliono mesi e mesi prima che il mare scinda e si piglia tutte cose e si riporta sta terra a mare, ma il mare prima o poi si piglia. E sapete perché? Perché chi che è 2 giorni è 2 giorni, e chi che è domani è domani. E ricordatevi, gente di Ciumara, ricordatevi, a montagna si difende di una sola maniera. Frana! Per essere stati qui e aver creduto in questo nostro progetto di un teatro tutto sommato un po' nuovo e un po' diverso, perché vi dicevo, opera scritta per immagini. E io voglio ringraziare, prima di salutarvi, voglio ringraziare le persone i folli che seguono questo folle, perché sono dei folli, ma credetevi di questi spettacoli in giro ce ne vedono tanti, non è che abbiamo visto fare qui cerchiamo non di imitarli ma di rincorrere. Io voglio ringraziare i ragazzi della biglietteria che sono Loredana Manganaro e Onofrio Primo. Voglio ringraziare l'autore di queste poche ma importanti musiche che sentite ancora in sottofondo, che non è qui, come sempre sta a Bologna, collaboriamo da più di 30 anni e si chiama Giuseppe Migali, ma è Mezzano. Poi un altro ringraziamento lo dobbiamo fare a Padre Angelo e a quelli che si sono adoperati per fare in modo in pochissimo tempo che si potesse fare spettacolo, perché credetemi qui era ridotto abbastanza male. C'è qui il mio amico Cosimo Briguglio che ringrazio per la sua presenza, tra l'altro so che andrà in scena prestissimo con un'altra commedia anche lui, con un'altra cosa bellissima e fuorinevica di Vincenzo Salemme, ed eravamo insieme quando siamo venuti qui a parlare con Padre Angelo. Abbiamo detto, se non giustate noi altri, insomma, avremmo anche il piacere, e devo dire che hanno fatto parecchio, perché il teatro è in condizioni veramente pietose. Faranno altri lavori, spero che nel giro di un annetto torni ad essere la piccola bomboniera che era 20 anni fa. E io vi volevo invitare, se volete, giorno 16, giovedì alle 20:30, al Teatro Valdagro si presenterà il film Come un uomo di Giuseppe Loconti, che è un giovane regista savocese, e dove ci siamo sia io e Natalia con dei ruoli piuttosto importanti. Niente, io vi ringrazio, mi dispiace per quelli che non sono venuti, spero che sia stato di vostro gradimento e che possiamo rivederci ancora con un'altra cosa sempre più impegnata e più forte. Grazie, alla prossima.